Escursione in SUP nella riserva naturale orientata di Torre Salsa gestita dal WWF, una delle iniziative estive promosse dall'associazione Paradise Agrigento guidata da Angelo Licata. Si parte da Siculiana Marina, prossimo appuntamento sabato alle 9.30, alle 12.30 il rientro previsto, un'escursione in uno dei posti più incredibili della nostra costa. Da quest'anno stiamo puntando molto su un'escursione fantastica, è la visita della riserva naturale di Torre Salsa, oasi WWF e patrimonio naturalistico di incredibile bellezza. Noi adesso ci troviamo a Siculiana Marina, al Beach Club di Calamambrò, che è praticamente l'avamposto più vicino alla riserva naturale di Torre Salsa. Organizziamo escursioni come punto di partenza da questa spiaggia, che è ideale sia come cornice sotto il Monte Stella, e praticamente con 30 minuti di pagaiata ci troviamo già all'ingresso della riserva di Torre Salsa. Quello che possiamo ammirare durante l'escursione, oltre alla cornice, diciamo, della costa, le acque sono i fondali, che attraverso queste tavole, sono delle tavole gonfiabili adatte anche ai principianti, noi riusciamo a passare sugli scogli a pelo d'acqua praticamente, quindi riusciamo a vedere le tane, la fauna, la flora marina dove altrimenti tu non puoi andare. Ci è capitato qualche volta di incontrare delle tartarughe alla riserva naturale, banchi di pesci che saltano, che circondano la tavola, perché questo sport, diciamo, questo modo di vivere il mare, di visitare un posto, una caletta, è praticamente non invadente per la natura, quindi non provoca rumore, non provoca disturbo, non inquina ovviamente, non vai mai a disturbare l'ecosistema, quindi praticamente tu vedi i pesci fare quello che fanno normalmente. Con questa esperienza riesci a non essere invadente e a mimetizzarti nell'habitat naturalistico, in questo caso marittimo. È abbastanza alla portata di tutti, ovviamente occorre un minimo di preparazione o comunque predisposizione alla fatica, perché comunque, come dicevo, la propulsione avviene tramite pagaiata, quindi non si è mai trasportati da un motore, quindi bisogna avere un po' di tenacia, di volersi misurare insomma con una nuova disciplina, perché occorre avere un minimo di equilibrio, amare il mare, volersi bagnare, sopportare un po' le temperature, il sole. Noi da quest'anno avremo la sede direttamente sulla spiaggia, proprio qui a Calamambrò, dove non solo effettueremo le partenze per la visita della riserva naturale, ma effettueremo anche corsi e noleggi, quindi chi volesse magari praticare un'escursione potrebbe per prima cosa approcciarsi tramite un corso con i nostri istruttori, spieghiamo le tecniche base per gestire l'attrezzatura, la sicurezza in mare, per come vivere al meglio questa esperienza. Poi una volta praticate qualche ora di corso, io credo che ci sia abbastanza a disposizione poi a poter andare da soli. Comunque noi affianchiamo sempre, non lasciamo mai da soli i corsisti o chi noleggia la tavola, comunque cerchiamo sempre di spiegare, perché il mare va sempre rispettato, quindi va sempre considerato con rispetto in una certa maniera, quindi mai fare le cose perché le vedete fare agli altri. Consiglio sempre di rivolgervi a un istruttore qualificato, con brevetto, fate sempre un'assicurazione e starete tranquilli. Trovate tutte le informazioni relative alle escursioni, ai noleggi, ai corsi sul sito paradiseagrigento.com. Tra l'altro quest'anno abbiamo proposto una novità, siamo i primi e gli unici in Sicilia a proporre il SUP gigante, il Big SUP lo chiamiamo noi, è una tavola di questa forma però di dimensioni ultra, 5,5 metri per 1,60 m, quindi di dimensioni di un'imbarcazione, possiamo trasportare fino a 8 persone, ideali per gruppi, per famiglie, per chi magari non vuole pagaiare ma vuole vivere comunque un'esperienza a contatto con la natura.